Il Museo Diocesano di Arte Sacra di Vittorio Veneto fu fortemente voluto dal vescovo Albino Luciani, al quale è intitolato, e venne aperto nel 1986 su disposizione del vescovo Ravignani. Il materiale è stato raccolto a partire dal 1956, passando al setaccio chiese e canoniche del Vittoriese nel secondo dopoguerra. All'acre il lavoro di recupero e salvaguardia del patrimonio artistico diocesano, in stretta collaborazione con la Sovrintendenza del Veneto. Fino ai primi anni ad occuparsi del recupero è stato Monsignor Rino Becchevolo, attuale direttore del museo. Don Rino, uno degli obiettivi principali quando le opere hanno cominciato ad arrivare era quello di salvaguardarle dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale, giusto? Sì. Il vescovo che ha iniziato, che ha lanciato questa impresa, diciamo così, è stato il vescovo Giuseppe Zapponato. Nel 1947 ha cominciato la prima visita pastorale per rendersi conto dei disastri della Seconda Guerra Mondiale. Visitando le chiese, le parrocchie, si è accorto che certe opere d'arte non erano più al loro posto, non erano più custodite come era necessario e molte erano in degrado. Allora, per ricorrere ai ripari, ha cominciato a fare una specie di recupero e creare qui in seminario un deposito. Questa è l'iniziativa, sempre però in pieno accordo con la Sovrintendenza, con la quale siamo ancora al giorno d'oggi affiancati al massimo. Qui non si tocca un chiodo se non siamo d'accordo insieme. Sì, il museo è stato poi creato in questa maniera perché non avevamo né un palazzo né un ambiente adatto, e l'architetto Mario Circolin, che è ricordato qui, lui ha suggerito di usufruire delle grandi soffitte del seminario momentaneamente, se non che la Sovrintendenza ha talmente valorizzato queste soffitte, specialmente per i tetti, perché sono un'opera di carpenteria che al giorno d'oggi, per cui questo ambiente si è dimostrato adatto per creare anche un'atmosfera museale. La progettazione, gli adattamenti e l'arredo dei vari ambienti destinati a ospitare il museo, che trova sede nelle splendide soffitte del seminario, è stata opera dell'architetto Mario Citolin. Attualmente il museo conta 7 sale in cui si possono trovare circa 300 dipinti, oltre ad arredo religioso, paramenti molto preziosi. Il percorso si apre con le tele di Pomponio Amalteo sulla leggenda di San Tiziano. Il quale è preoccupato perché la gente aveva bisogno di conoscere la storia di San Tiziano, che all'epoca non sapevano né leggere né scrivere, almeno andando in chiesa vedono i cinque quadri. Questi qua sono importantissimi anche perché Pomponio Amalteo in 2 o 3 quadri ha copiato del vero. Qui c'è Oderzo, per esempio, qui c'è addirittura Ceneda nel 1530, e di là c'è la piazza della cattedrale che richiama quella attuale. Queste 5 tavole qui abbellivano la vecchia cattedrale. Ci siamo spostati, Don Rino, in un'altra parte del museo, qua troviamo altre tele importanti. Fondamentali. Abbiamo il famosissimo trittico di Navole, che è stato scoperto pochi anni fa in occasione di una mostra fatta a Treviso. La Sovrintendenza ha provveduto a iniziare il restauro. Incominciando il restauro, immediatamente i critici hanno detto che siamo di fronte a una scoperta importantissima, questo encima Conegliano, che ormai era stato dimenticato. Quindi tutte e tre queste tele sono del Cima, quindi. Tutte e tre queste. La prima che è stata presa in considerazione è qui, è questo qui. Poi è stato in laboratorio un parecchio tempo perché hanno dovuto ripristinarlo al massimo. Così è stato osservato e riscoperto. Sapete che è stato per 3 mesi a Conegliano, considerato per tanti punti importanti una opera significativa di Cima. Tra l'altro la figura di San Martino è l'unica che lui ha fatto. Altro luogo del museo è le opere del Tiziano. Per l'opera
Questo era a Castello Rogonzuolo, qui c'è una storia documentata che ecco, è stato rovinato specialmente durante la guerra 15-18, poi è stato anche rubato, nel recupero la sovrintendenza ha tolto quelle che erano le ridipinture per risanare in qualche modo le ferite, l'hanno riportato all'originale. Ultimamente è stato ripreso ancora e recuperato parecchio. Ecco, qui, come il Cima del Conegliano, sono qui per motivo di sicurezza e perché qui c'è il microclima. Il territorio della diocesi di Vittorio Veneto nel secondo millennio si è trovato sotto l'influsso di Venezia. Molti i vescovi infatti erano proprio veneziani. Di conseguenza anche gli artisti locali frequentavano la scuola di pittura veneziana e questo appare evidente anche al museo, imbattendosi nelle opere del Cima da Conegliano, Pomponio Malteo, Francesco da Milano, Francesco Beccaruzzi e Silvestro Arnosti. Questo qui è uno dei quadri più importanti, dice la sovrintendenza, che è stata recuperata una chiesa secondaria, anche un po' abbandonata, così a costa di Vittorio Veneto. Anche questo è stato salvato in estremis perché c'è la sollevazione del colore e è stata interessata subito la tendenza che l'ha prelevato e dopo mesi e mesi e mesi di lavoro l'hanno ripristinato nel modo migliore. È una delle cose più... Qui c'è, oltre che tutto, c'è anche la cornice originale. La rappresenta il famoso concilio di Nicea 326 d.C. Altra tela preziosa, la Madonna con Rosario e Bambino di Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane, recuperata dalla parrocchia di Refrontolo. Dalla chiesa di Costa di Vittorio Veneto è stata anche recuperata una icona cretese incastonata in una tela del figlio del Tintoretto di proprietà della famiglia Capesaro. Gli arazzi di Francesco Guardi. Il dipinto di Giovanni Bevilacqua. Il trittico Carena de Pisis Casarini. Le donne di Ernesto Mattiuzzi. La Sala 7 ospita la ricca collezione di Monsignor Antonio Moret con 61 dipinti e una serie di arredi liturgici. Molte bacheche, distribuite nelle diverse sale, mostrano paramenti sacri, argenterie, piccole sculture e altri oggetti artistici. Il Museo di Arte Sacra di Vittorio Veneto custodisce anche alcune perle di arte moderna, come questa Fantasia anni 50 di Emilio Vedova, morto nel 2006. Uno dei problemi più grossi che avete adesso è quello proprio di, per esempio, finire la catalogazione, classificare. Qui serve ovviamente un po' di personale e anche un ampliamento, perché poi sono moltissime le opere che avete ammassate in realtà in un altro deposito. Sì. Questo problema l'abbiamo già presentato al Vescovo, alla Curia, i quali naturalmente dicono noi abbiamo mezzi. Quindi questo qui è tutto opera di recupero che noi siamo riusciti a realizzare chiedendo qualche aiuto a privati, a banche o pagando anche personalmente. Qui c'è solo che il direttore del museo, ma il personale non esiste. Quindi
uno dei grandi problemi è poter, come che esigerebbe il pubblico, che il museo venisse aperto a giorni e ore stabiliti. Mi sono spiegato? Quindi a parte un invito magari anche a qualche privato che ha voglia di farsi carico, no, di questo ampliamento e di questa assunzione anche di personale, spieghiamo anche la preziosità, ecco, di questo luogo e naturalmente delle opere che vi Il sono. luogo ormai è conosciutissimo anche fuori d'Europa, perché quelli che sono venuti qui sono rimasti stupefatti del materiale che abbiamo.